Posso... Io volevo intervenire sul discorso della giustizia. Da parte tua, come tu riformeresti la giustizia, dato che si è parlato dei giudici, no? E mi fa paura che un giudice non, diciamo così, va positivamente o negativamente in funzione di una manifestazione o meno. Cioè un giudice dovrebbe decidere sulle leggi. Come riformeresti tu la giustizia? Se c'è un problema di giustizia in questo paese. Sì, forse c'è più un problema di giustizia che un problema di politica. Su questo forse ha ragione Berlusconi. C'è un grosso problema di giustizia in Italia, più di quanto non ci sia un problema politico. Perché la prima e unica esigenza che ha lo Stato di diritto e la giustizia è quella di far sì che i magistrati facciano solo i magistrati. Punto. Che non facciano politica, che non facciano gli ausiliari e i consulenti. Perché non si può venire a dire che bisogna fare il processo breve per non fare un processo, per cui non se ne devono fare altri 100.000, perché mancano i magistrati che non riescono a fare i processi quando i magistrati sono nei ministeri e fanno i capi di gabinetto ai politici. No, questo non è possibile. E il primo a dire che non è possibile però deve essere la magistratura, che non lo dice. Perché la magistratura è fatta di persone che grazie alla politica e grazie alla mafia, e grazie all'antimafia, e grazie ai morti di mafia hanno fatto carriera, a cominciare da Violante, che oggi è uno dei più grossi supporter di questo sistema, di questo duopolio, D'Alema a Berlusconi, con il quale si regge sostanzialmente l'inciuccio e il grande equivoco della politica italiana. E alla base tu ci troverai sempre dei magistrati, non dei politici più o meno corrotti, più o meno integri, che ci sono stati sempre, che si chiamino Berlusconi, che si chiamino Craxi, che si chiamino Andreotti, ci sono stati sempre e ci saranno probabilmente sempre. Però guai quando questi politici sono accompagnati da supporter che provengono dalla magistratura. Quindi il vero problema oggi è la magistratura. E non servono separazioni delle carriere, perché non è la separazione delle carriere che risolve il problema, perché non c'è un problema di separazione delle carriere. Io ho visto ottimi pubblici ministeri che sono diventati degli ottimi giudici, ho visto gli ottimi giudici che sono diventati degli ottimi pubblici ministeri, così come ho visto dei pessimi pubblici ministeri che sono rimasti dei pessimi pubblici ministeri e dei pessimi giudici corrotti che sono rimasti dei pessimi giudici e da giudici hanno fatto carriera in Cassazione. Oggi il problema è far sì che i magistrati vengano assolutamente preservati nella loro indipendenza, vengano trattati per la dignità che devono avere, vengano custoditi in delle teche di cristallo e vengano resi totalmente impermeabili dalla politica e da qualunque esigenza che possa portare un uomo, un essere umano, a abbassare la soglia della propria moralità. Per fare questo i magistrati devono essere trattati come sono trattati in America, come sono trattati negli altri paesi civili, dove hanno dei diritti ma dove hanno principalmente dei doveri. Oggi tutti all'interno della politica e della magistratura accusano il governo Berlusconi e la politica di alcune cose, Berlusconi accusa i giudici di altre e nessuno dei due si accusano delle vere cose che si dovrebbero accusare. E questo è il vero problema. E nel libro ti assicuro, c'è il citato, c'è lo spezzatino di questi magistrati, perché se mi si chiede ma questo libro contro chi è, non è né contro Berlusconi né contro, no, è principalmente contro le ingiustizie di una magistratura collusa, perché se non ci fosse stata una magistratura collusa col potere io in questo momento non sarei qua, perché non ci sarebbe mai stato un caso Genchi. Il caso Genchi c'è perché ci sono stati dei giudici che hanno abbassato la loro soglia morale, che hanno tradito il loro giuramento di fedeltà, che sono venuti meno ai principi che gli impone il giuramento alla Carta Costituzionale. Perché, vedi, se mi avessero indagato di rapina, di omicidio, di pedofilia, di collusione con la mafia, di qualunque cosa, anche per errore, ma sai quante volte una persona viene indagata per errore? È giusto che si facciano le verifiche, e le verifiche sono come l'analisi del sangue, uno sta male, giramento di testa, non dorme, ha problemi, si sente male, non sa che cosa è, va dal medico, il medico fa la visita e poi fa fare le analisi.
Non è che prima di fare le analisi uno è sicuro di stare male, fa le analisi e poi vede i valori, il colesterolo, i trigliceri, vede come sono, fa la dieta, di cosa si piglia le pillole, insomma, risolve i problemi di ipertensione, tutto quello che sappiamo. Il problema è proprio una magistratura che per il 99% credi è fatta di persone eccezionali che sono una meglio dell'altra. 95 No, 99. Sì, 99,9. No, con la 9 no, perché già io 99 sono stato troppo generoso, perché diciamo leviamo l'1 e poi magari dopo ne discutiamo per il resto. Che 99, però per il resto ha all'interno delle persone che tengono posizioni di potere, all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, all'interno delle correnti della magistratura, che sono peggio di quelle dei partiti. Ed è per questo che magistrati come Clementina Forleo, come Luigi De Magistris, come Gabriella Nuzzi, come Dionigio Verasani, come Apicella, come altri magistrati, come lo stesso Giovanni Falcone, che non fu nominato consigliere istruttore a Palermo, fu nominato Meli, gli fecero un tradimento al Consiglio Superiore della Magistratura. Come lo stesso Paolo Borsellino, che fu messo sotto accusa e sotto procedimento disciplinare dal Consiglio Superiore della Magistratura per aver denunciato il calo di tensione alla lotta alla mafia nel 1988. Questa è storia, questa è la storia d'Italia, non è che sono cose che ci siamo inventati perché Borsellino è morto, sono carte. Quindi il vero problema italiano oggi non è la politica, è la magistratura. È la moralizzazione all'interno della magistratura, di cui nessuno parla, perché i livelli di consociativismo e i livelli di inquinamento dell'informazione che questi magistrati sono riusciti ad avere sono impressionanti. Quando si organizzano, vi ricordate la puntata televisiva di telecamere, perché insomma uno non riesce a vedere un po' di televisione tranquilli, perché voi avete prima Fede, poi Porta a Porta, poi telecamere, cioè uno va avanti alla notte, dico, pensa, dice vabbè forse magari verso mezzanotte, l'una, qualche cosa di buono si riesce, assolutamente, cioè uno si addormenta solo per la disperazione. La puntata che hanno fatto con il picnic di Pasquetta, con Anna La Rosa, Lumia e Mantovano, dove hanno catturato Provenzano, ve lo ricordate? Là nella stalla erano messi là col tavolino e quelli che cercavano col metal detector, con le tutte bianche ancora, forse i pizzini col metal detector, ve lo ricordate o no? Come quelli con Luminol nell'omicidio di giorno, con Luminol sempre per cercare le tracce di sangue, il primo requisito è che ci sia buio perché si possa vedere il Luminol, per di Garofalo, no? Tutte le pantomime che ci hanno fatto sulla 159esima trasmissione su Cogne, no? Con l'altro omicidio, c'è questi elementi di distrazione di massa su vicende tragiche che riguardano, per narcotizzare completamente gli italiani dai problemi reali. E di tutto questo si fanno protagonisti dei magistrati, per cui si fanno le indagini sulla sanità in Puglia e si trovano le collusioni con la sanità, si trova che c'è uno scambio di droga, di sesso per pagare le corruzioni nel campo della sanità, spunta quello che spunta su Roma, su Palazzo Grazioli, eccetera. Arriva il procuratore della Repubblica di Bari, nominato al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi capisce a me, insomma è chiaro che se l'hanno nominato sapevano a chi nominare, e aveva ancora le valigie alla stazione, doveva ancora arrivare al Palazzo di Giustizia, che ha fatto la dichiarazione che Berlusconi non c'entra niente. Ve lo ricordate o no? Ha dato l'assicurazione, perché ormai ora fanno le polizze assicurative, le fanno i procuratori della Repubblica. E cosa ha fatto? C'era un magistrato, Desiré, non mi ricordo come si chiama, Desiré, che stava indagando, appena arrivato e ha messo altri 4, per cui i provvedimenti devono essere controfirmati. E quindi sono bloccate le indagini con tutto quello che c'era. Perché? Perché si stavano toccando esponenti della sinistra. Perché su De Rica non si può. Questo è il punto. Perché su Berlusconi e su Dell'Utri, su Andreotti, le indagini ce le hanno fatte fare, che se ne dica. A me non mi ha bloccato nessuno quando facevo le indagini su Dell'Utri. Hanno cercato in tutti i modi, articoli sul giornale, attacchi, non hanno avuto più quello che dire. Però le indagini le abbiamo fatte. Vedi caso, quando si comincia a toccare qualcuno della sinistra si fascia il telefono. E allora lì che mi viene il dubbio che qualcosa che non funziona nella magistratura, e non funziona perché gli interstizi della sinistra giudiziaria sono peggio di quelli che portano a Berlusconi. Questo è il punto.